Grandinate come quella di questi giorni sono diventate frequenti. Com'è cambiato il clima in questi ultimi 50 anni nelle terre del Prosecco? Frequenti, diciamo che l'intensità è cambiata, la frequenza è più o meno la stessa. Purtroppo per chi fa viticoltura è un lavoro a cielo aperto, quindi bisogna mettere in conto ogni tanto la grandine. Diciamo che il cambiamento climatico ha variato l'intensità dei fenomeni, sia temporaleschi, quindi acquazzoni, alluvioni, frane, smottamenti, e naturalmente anche l'intensità delle grandinate. Che futuro ci aspetta nei prossimi anni? Il futuro spero e credo roseo per quanto riguarda la viticoltura. Noi facciamo viticoltura di qualità, quindi ci si distingue qui in Conegliano Valdobbiadene per qualità del Prosecco superiore. E certo, il cambiamento climatico è un tema di grande attualità anche fra i tecnici, enologi e agronomi, in quanto per molti aspetti la vite è sottoposta a stress che magari 50 anni fa questi stress erano sicuramente inferiori e minori, quindi bisogna intervenire con operazioni culturali dedicate verso anche e rivolte ad attenuare e a mitigare questi cambiamenti climatici. Che vendemmia sarà la vendemmia 2017? La vendemmia 2017 si prevede una vendemmia anticipata di buona qualità e sicuramente comunque con produzioni anche interessanti e con maturazioni a macchia di leopardo, nel senso che non ci sarà probabilmente l'ondata di maturazione che parte dal coneglianese verso il valdobbiadenese, ma sarà più una gestione localizzata e dedicata a tutti i singoli viticoltori che dovranno decidere saggiamente quando raccogliere effettivamente le uve per la maturità soprattutto enologica e tecnologica.